Ciao, il sole sia con voi. Ritorna Ve lo dico io, rubrichetta fra il sere e il faceto per il recupero della lingua siciliana. Prendiamo in considerazione oggi un antichissimo aggettivo che non lo sentivo proprio da moltissimo tempo. Come si sa, gli aggettivi possono essere buoni o cattivi, nel senso che possono essere anche insulti. Ma gli insulti di ieri, in confronto agli insulti che sentiamo oggi quotidianamente dappertutto, sembrano quasi complimenti. Per esempio, abbabasunato. Abbabasunato che significa? Significa babbo, loco, scemo, babbasone. Quasi un complimento oggi. Ma c'è anche un'altra accezione un po' più blanda, tipo abbonazzato, che quando uno era mite gli si diceva ma quei Kiddo, e Kiddo è buono, 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 e si sa, in Sicilia e a Palermo in particolare, quando uno è 3 volte buono, significa che è fissa, babbo. Quindi abbabasunato uguale fissa. Ed è per questo forse che i nostri bambini non chiamano mai i padri babbo, perché lo sanno il significato e sanno a che conseguenze potrebbe portare. Giustamente. Ciao!